il ristorante Giganti Beach, qui vengo a mangiare i crudi. Siamo di fronte al mare di Torre Grande, c'è una bella spiaggione, ci sono ancora turisti e oggi me la mangio qua. Eccoci, ho trovato un posticino tranquillo, non posso inquadrare altrove perché c'è gente di fronte, per cui ricordo soltanto che comunque si guarda il mare, quindi si sta molto bene. Adesso è la stagione ideale perché non c'è neanche particolarmente caldo, quindi è stupendo. Si mangia qui, oggi un po' di crudi mi sa, Mi hanno già portato gli arnesi da scasso, il pepe bianco che per me è il must, e quindi adesso aspettiamo un po' sto crudino. E purtroppo non sono uscito in barca perché ha fatto un tempo fetente i giorni scorsi, quindi da vedere cosa si riesce a provare. Eccolo qua, è arrivato. Ci sono, come vedete, il classico crudo che fanno qua. Si sta bene, è bello. Insomma, sono le arselle locali che sono veramente, adesso non si vedono bene, ma sono veramente splendide, la cosa che mi piace più in assoluto. Il paradosso è quello che ci sono anche gli scamponi, i gamberi rossi, insomma, e le ostriche sono le uniche che trovo con un gusto molto particolare, una venatura particolare. Sono molto buone, molto buone, sono delicatissime, sono una crema. Hanno un gusto molto particolare, diverso da... veramente non riesco a trovarlo altrove. E questo è quanto, adesso mi cimento e ci passa un po' il tempo e vi saluto anche. Quindi chi viene qui, adesso non posso inquadrare il mare perché c'è gente, però ricordatevi di questo posto, soprattutto per il crudo che è veramente speciale, però hanno davvero tanti piatti interessanti. Io mi fisso sempre sul crudo, non riesco mai ad andare avanti, però sappiate che fanno crostacei, fanno di tutto, veramente si sta molto bene. Beh, buon appetito, voilà.